modo che attraverso gli studi, le riflessioni, le analisi fatte anche insieme all'Osservatorio Italia, di cui sono rappresentanti, oltre che insomma hanno carichi importanti, ci racconteranno il loro punto di vista su una relazione che hanno voluto intitolare così. Mi incuriosiva molto questo titolo, quindi Marco, siamo curiosi. Il Nord-Est, ex epicentro dell'innovazione del sistema politico italiano, punto di domanda. Una domanda interessante, e lascio subito la parola ai tre relatori per questo intervento. Bene, grazie dell'invito, grazie appunto al segretario e agli altri amici e altri amici per questo invito, mi fa molto piacere. Ho ascoltato con grande interesse le relazioni della mattina e devo dire che mi fa molto piacere essere all'interno di questa comunità che sta riflettendo su alcune cose importanti riguardo alla società del Veneto e che dimostra sicuramente una sua validità. Voi capite che quindi, come dire, questa mi sembra anche una risposta rispetto a alcune posizioni esterne a questa comunità che dicono ma il PD deve sciogliersi, perché il PD sì, un altro partito no, vabbè, il PD deve sciogliersi, deve fare, insomma, magari si scioglierà, quello che farà, che non farà e come lo farà, il PD credo che sia giusto che lo definisca la comunità del PD. Ecco, questo mi sembrerebbe molto interessante farlo passare come principio, lo dico all'esterno di questa comunità, mi sembra rispettoso del posto, non so. E quindi capite perché il discorso che mi sembrava accennasse sia l'amico Paolo Giaretta sia Andrea Martella prima sull'identità, non è proprio un discorso secondario, no? Perché nessuno crede che oggi sia necessario dotarsi di un'identità bronzea come magari in passato anche lontano, ma se non si ha un minimo, chiamatela come volete, narrazione, identità, cultura politica, ideologia, scegliete il termine che vi piace di più, si finisce per essere raccontati dagli altri. E gli altri non lo fanno mai molto disinteressatamente, perché gli avversari politici non credo che si battano fino allo stremo per rafforzare il PD e nemmeno i mass media, i giornali, queste cose, perché il sistema mediatico ha le sue logiche che non sono ovviamente le stesse delle comunità politiche, sono altre ovviamente logiche, quindi è importante riflettere, sapere bene chi si è, cosa si può fare, mi pare che appunto siate sulla buona strada. Ora, mi ha fatto molto piacere appunto la relazione del professor Feltrini stamattina e mi ha fatto piacere soprattutto che abbia introdotto qualche elemento anche polemico sul nord-est, perché almeno su questo mi consente di smarcarmi, nel senso che altrimenti avrei dovuto dire ha ragione il professor Feltrini e tacere, non avrei molto altro da dire. Però sul nord-est qualcosina da dire ce l'ho, visto che mi sono occupato un pochino di queste cose e visto, insomma, dirigo il centro di studi centro interdipartimentale di studi regionali Giorgio Lago dell'Università di Padova, che insomma contiene 8 dipartimenti dentro e fa un po' di cose, e dentro in questa matriosca c'è anche l'osservatorio DANE vuol dire democrazia nord-est, quindi il termine torna. È una parola che non vuol dire nord-est, non lo so, le parole servono a significare nella realtà e ovviamente hanno un significato che è legato al contesto in cui maturano. E il contesto in cui matura la parola nord-est sono gli anni 90. Allora io vorrei che facessimo uno sforzo di immaginazione sociologica e per qualche istante ci immaginassimo ancora negli anni 90, perché insomma l'atmosfera culturale era un pochino diversa da allora, quella di allora rispetto ad adesso. E a livello appunto intellettuale si rifletteva su quello che stava succedendo in Italia, in Europa, eccetera, e soprattutto in Italia c'era una grande trasformazione in atto. Noi siamo l'unica democrazia consolidata ad aver resettato completamente il sistema partitico, a non avere nemmeno uno tra i partiti fondatori della nostra Repubblica. E quello, guardate, non è successo in tempi remoti di chissà chi, ma è successo meno di 30 anni fa, di fatto. 92, 5 aprile 1992 l'ultima volta che si votò con quelle famiglie partitiche. Non sono processi indolori. Vorrei ricordare che la visaglia interna, poi cambiava il mondo, l'avete capito bene, la visaglia interna era però quando nella porzione settentrionale del paese emerse una neoformazione partitica che si chiamava Lega e aveva un linguaggio delle questioni, tutta una serie di elementi dirompenti
portarli al centro del dibattito politico, e questo ha innescato una serie di eventi. Ora, gli studiosi avevano un pochino osservato queste cose. Per esempio, un maestro amico, Guido Diamanti, quando faceva le sue mappe, ha continuato a fare mappe, però notava che nel voto della cosiddetta Prima Repubblica, in realtà la Repubblica è sempre unita, il primo periodo repubblicano, la densità dei voti nei partiti era ovviamente molto diversa a livello territoriale, e i voti che prendeva la DC avevano una densità particolare nell'Italia nord-orientale. Se uno andava a vedere bene le mappe di Ilvo con la divisione provinciale, sapete che Ilvo non troppo preciso nelle sue cose, notava, era difficile non notarlo, che mentre la zona rossa era abbastanza compatta nell'Italia centrale, e coincideva, spiegano i sociologi bravi, più o meno con l'area di massima diffusione della mezzadria nei tempi più lontani, invece la densità massima del voto della Democrazia Cristiana era nel nord-est e insomma, coincideva in maniera abbastanza impressionante con i territori di terra, del dominio di terra della Serenissima Repubblica di Venezia, Piazza Nuova. Questo introduceva il termine in un Veneto largo, l'ha spiegato benissimo Paolo prima, cioè le province di Pordenone e di Udine hanno una storia molto vicina a noi, e a volte hanno delle dinamiche abbastanza vicine per quello che succede, e anche le province di Bergamo e Brescia, io vengo da Brescia, insomma possono avere anche dei ricordi persino familiari e personali, appartenevano un po' a questa storia e guarda caso anche manifestavano delle identità di voto particolarmente notevoli. Quindi Veneto largo, Veneto lungo, perché c'era un'origine dei modi di pensare, dei modi di concepire l'autorità politica, le relazioni politiche, sociali, eccetera, che erano connotate da un certo passato comune, che non è detto che si riproponga, nulla si ripropone uguale nel tempo, solo le cose morte non si modificano mai, eccetera, eccetera, ma qualcosa conta. Succedevano cose particolari. Nel 1997 la CNN apre le notizie dal Veneto, facendo preoccupare chi era studente fuori sede, no? A Padova, mi telefono i parenti, cosa sta succedendo? Niente a Padova. A Venezia qualcuno saltava il campanile di San Marco. A Venezia, non a Novara, non a Vercelli, non a Sassari, a Venezia. Si può dire che appunto non erano marginati, guardate che erano 8 persone che lo sapevano tutti nella bassa padovana cosa stava per succedere. Pareva che appunto quel trattore travestito da Carramato girasse da 20 giorni, quindi erano queste cose che voglio dire, non erano persone scollegate dal tessuto sociale, erano persone che non è che poi sono state bollate giustamente, stigmatizzate, erano considerate con simpatia dalle persone, perché avevano saltato il campanile di San Marco per rivendicare, no, il bicentenario della fine della Repubblica Serenissima di Venezia nel 1797. È accaduto a Venezia. Allora, in questa temperie, Giorgio Lago affronta il tema di come chiamare questa realtà da cui emergono questi fenomeni. Guardate che giravano dei nomi diversi, poteva chiamarli in maniera differente, giravano dei nomi che magari hanno perduto un certo appeal. Chi si ricorda, però magari Repubblica del Nord, Padania, sono costrutti della fantasia, benissimo. Io per mestiere faccio molto male, non c'è dubbio, lo scienziato sociale, e l'unica cosa su cui mi baso sempre è il teorema di Thomas, che è vecchiotto, 1928, sono quasi 100 anni. Cosa diceva Thomas, che era un bravo sociologo? Diceva: se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse saranno reali nelle loro conseguenze. Quasi mai noi ci basiamo sulla realtà esatta e concreta dei fatti quando prendiamo decisioni, quando decidiamo in cosa credere, anche perché è difficile conoscere davvero la realtà. Guardate che è complicatissimo, cioè noi percepiamo la realtà, noi percepiamo qualcosa che potrebbe essere identificato come la realtà, e se ci convinciamo che quel leader è onnipotente, quella persona è assolutamente affidabile, che la Padania esiste, non dico che si trasforma la Padania in qualcosa di concreto, ma succedono delle cose in conseguenza della nostra credenza. Allora il Nord-Est è stato evocato da Giorgio Lago per identificare l'Italia nord-orientale, cercare di dare un costrutto a qualcosa che non era semplicemente restringibile entro le delimitazioni amministrative della regione Veneto, qualcosa di un pochino più ampio. Ma come la prendevano gli altri fuori dal Nord-Est? Guardate, cosa ci si poteva aspettare? Che i trentini dicessero: ah, benvenuti finalmente,
ci priviamo di qualcosa di autonomo noi per aiutare i nostri fratelli del Veneto, ma nemmeno in un cartone animato succedeva una cosa del genere. O in Friuli, per Bacco ci mancherebbe altro, prego, anzi rinunciamo noi all'autonomia per darla a voi, non succede così, chiaro che dicevano ragazzi, però era un modo per far entrare qualcosa che non era completamente campato in aria, altrimenti Giorgio Lago la piantava lì al secondo editoriale. Non diventava un fenomeno sociale, un gazzettino che tirava 150.000 copie e noi studenti all'università lo aspettavamo, ovviamente per natura anche ovviamente goliardica, ma aspettavamo le 2 di notte in piazza del Duomo a Padova perché arrivavano le staffette con le copie del gazzettino, cosa ha scritto stavolta Giorgio Lago. Chissà cosa si è inventato, di chi sta parlando, perché il sistema mediale non è mai neutro, ha sempre effetti sul sistema politico, e se tu avevi un articolo, un editoriale contro del direttore del gazzettino in quegli anni e tu eri un leader politico, insomma, voglio dire, era più importante come conflitto rispetto a un altro esponente politico. Io ero candidata, ha scritto un articolo delizioso che mi è andato molto bene. Bene, benissimo. Come dire, questo mi fa personalmente piacere. Qualcuno si ricorda ancora a Venezia degli scambi, tra l'altro anche molto vivaci, letterariamente sapidi, tra Giorgio Lago e De Michelis, per dire che erano appunto conflitti tra. Quindi è una cosa abbastanza interessante, sicuramente molto interessante. Lì c'è appunto la nascita della Liga Veneta. Io non sono convinto che la Liga Veneta avesse bisogno delle narrazioni di Giorgio Lago, Massimo Cacciario, Carlo Trigiglia, non so chi di lui è stato nominato, insomma, di tutti coloro che si sono occupati delle specificità territoriali. Non c'aveva bisogno. La Liga Veneta nasce nel 1979, nel 1983, più o meno a fari stretti, riesce a beccarsi, se non faccio male i conti, il 4,6% in Veneto alle elezioni politiche, quando la DC perde 7,5 punti percentuali. Ora, oggi succede magari regolarmente per un partito, scioglie il PD che perde l'1%, magari lo guadagna, mentre invece la Lega è crollata, però succede. Ma all'epoca, nel 1983, la DC in Veneto perde 7,5 punti percentuali, è esattamente la fine del mondo. Di questo si parla. Non ne va uno di questi voti a sinistra, il 4,6 lo prende la Lega Veneta. Potete andare a vedere sull'osservatorio, sul Ministero dell'Interno, i comuni in cui più perde la DC sono quelli in cui cresce più la Liga Veneta. È un fenomeno abbastanza interessante, direi, assolutamente. Attenzione, è un fenomeno che va in controtendenza rispetto a molte cose che si dicevano in quegli anni lì e soprattutto si diranno negli anni 90. Il Vodemati la chiama la presunta fine delle appartenenze, per cui globalizzazione, fine dei territori, e poi si dicevano cose che si auspicavano, che si speravano, la diffusione nel mondo della democrazia, un trionfo, no? 1989, crolla il comunismo sovietico, però dopo sono successe cose diverse. L'11 settembre del 2001 è in contraddizione con il 1989, cioè svela che la storia non è affatto finita, ed è una storia molto più complicata, drammatica, tremenda. Su questo io concordo totalmente con il Solfertini. Gli stati non sono un accidente della storia, sono forse uno dei pochi studi che abbiamo nei confronti della violenza del mondo. E comunque ci piacciono o no, possiamo anche essere anarchici, dobbiamo farci i conti, perché sono i signori della guerra, si tireranno in mano la risorsa della violenza, come ci mostrano i fatti dell'Est, sono fenomeni politici, come dire, non trascurabili, quindi cose molto importanti. Negli anni 90 abbiamo sperato tutti molto, ma erano anni diversi. Erano anni in cui la democrazia è in espansione, oggi no, gli ultimi dati, però li devo leggere perché io sono un po' imbandito, non mi ricordo, i dati a memoria, scusatemi, ma nell'ultimo report dell'Istituto di ricerca sulla varietà della democrazia non è che proprio sia incoraggiante come numericamente parlando, cioè evidenzia lo sradicamento dei processi democratici riscontrati dal 1989 fino al primo decennio del nuovo millennio e il ritorno all'autoritarismo in molti paesi. La quota della popolazione mondiale che vive in sistemi non democratici è cresciuta dal 49% del 2011 al 70% del 2021, cioè il 70% delle persone su questo pianeta vive in regimi che non sono democratici, per dirne una, ecco. Ci sono altri dati, ma ovviamente ci battiamo per la democrazia, speriamo nella democrazia, siamo convinti che ce la farà sempre la democrazia, però questo è il quadro molto più forte.
E queste preoccupazioni si traducono anche in comportamenti di disaffezione democratica, come è stato osservato giustamente da Paolo Feltrin, dentro le democrazie più consolidate. Negli Stati Uniti d'America si parla di disaffezione democratica da metà degli anni 90, cioè emerge il numero di cittadini molto insoddisfatti, con tutte le conseguenze che sono state molto ben descritte. Notate il paradosso: in paesi non democratici, e questo dà molta speranza, ci sono persone che rischiano la vita e a volte la perdono battendosi per ottenere pezzi di libertà e pezzi di dignità che di solito sono riconosciuti molto meglio dalle democrazie liberali rispetto ai paesi autoritari. Però curiosamente, ma non troppo paradossalmente, spesso noi cittadini di fortunatamente sistemi liberali democratici a volte anche smaniamo il senso profondo della ancora fortuna che abbiamo di fronte a questi fenomeni, ma anche mostriamo una forma di insoddisfazione molto elevata per delle cose che oggettivamente succedono, per malfunzionamenti. E la democrazia si difende meglio da qualsiasi minaccia funzionando bene. Funzionando bene. Però appunto ci sono questi fenomeni e danno vita a forme di protesta che vanno capite, comprese. Perché la Lega riesce a prendere subito all'inizio 4 punti percentuali rubandoli alla DC e poi pian piano a spossessarla nei suoi territori di forza? E non so Paolo Giaretta, dico, se ti avessero chiesto a fine anni 70, ma nel 1994 la DC non ci sarà più, tu avresti detto molla vintoso, no? Questo è un film di fantascienza, anche brutino, ma figurati. Non dico che siamo eterni, ma dureremo decenni, era razionale pensare. Però la Lega, sfruttando grandi cambiamenti epocali, eccetera, è stata efficace nel raccogliere un malumore che comunque non ha inventato, ma ha percepito, ramificato sul territorio, a fare voce politica, proposta politica. Ci piaccia o non ci piaccia, questo è il dato. Ma quella Lega lì, dov'è l'appartenenza alla Lega? Certo, non è mica l'appartenenza di una volta, io sono comunista e resto comunista, non so, il mio bisnonno era socialista e aveva una gran fortuna prima del fascismo, che era ferroviere nella classe operaia, aveva di essere aristocratici. Quando arriva il fascismo però dovrebbe abiurare, nel senso dovrebbe prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista, ha finito la sua vita come straccivettolo. Però si è fatto seppellire con la tessera in tasca del Partito Socialista Italiano. Quella è l'appartenenza e la sua ragione di vita dopo la famiglia c'era quella roba lì. Oggi è difficile pensare questo, non succede ovviamente, se non magari per poche persone. Però nel senso, io non credo che a questa risposta a questa domanda Luca Zaia non risponde bene, perché il leghista Luca Zaia ha preso il 77% alle ultime elezioni regionali in Veneto. È stato nominato poco stamattina Luca Zaia. Allora, tu hai Luca Zaia che vince le elezioni regionali in Veneto col 77%, che non è proprio un dato ordinario, con delle parole molto chiare. La parola, poi la declinazione si può discutere, autonomia. Puoi chiedere come sta oggi, nella fase di risposta a Luca Zaia ti dirà io sto bene e voglio l'autonomia, nel senso è il brand. Ma essendo molto bravo in questo, Luca Zaia, se lo nomina il termine autonomia lo fa perché ovviamente gli produce consenso. Ma votano, è la regione in cui Fratelli d'Italia ha preso più voti, è vero? Ma la Lega che si presenta alle elezioni nazionali è la Lega di Luca Zaia? No. Ricordo che anche alle regionali la Lega in sé, la Lega Sardiniana, non ha vinto, ha stravinto, ma non è il primo partito. La lista Zaia ha preso il triplo dei partiti della Lega. Quello è quello che chiedono in massima parte i cittadini veneti, trascinati dal leader, ma il leader è sostanziale in politica oggi, anche ieri oggi è quello. Quando vai alle elezioni hai la Lega di Salvini, attenzione, la Lega di Salvini è una Lega che non è parente della vecchia Liga, non è la Lega di Bossi, eccetera, è una Lega che si è trasformata in un partito nazionale di destra e ha fatto bene dal suo punto di vista perché alle europee ha superato il 30%, l'ha fatta espandere a livello nazionale, però è una cosa differente dalla Lega incarnata da Zaia. E quando vai alle elezioni, se trovi quella Lega lì e non trovi Zaia, soprattutto dopo un po' di inconvenienti che ha avuto Salvini di fronte a sé, allora puoi andare a cercare il partito concorrente. Il partito di destra nazionale, Giorgia Meloni lo incarna da sempre e il suo partito non deve nemmeno fare lo sforzo di avere una nuova immagine, quella è la sua immagine, deve solo semplicemente adattarla.
Quindi io, come dire, non credo che venga meno la richiesta di autonomia neanche di fronte a questi interlocutori, non è che sono diventati veneti improvvisamente tutti appunto nazionalisti eccetera, assolutamente, li presenteranno quella domanda sperando che venga accolta e vedremo ovviamente cosa succede nel centro-destra. Quindi cose molto interessanti credo che avremo di fronte a noi, con appunto semplicemente dal mio punto di vista, magari sbaglio tutto, due avvertenze. Sono d'accordo anch'io, allora su questo il professor Graziano, uno dei massimi esperti mondiali dei temi sul populismo, ha scritto libri, articoli in tutte le lingue. Io non uso la parola populismo per una ragione, non per l'utilizzo scientifico viene fatto in maniera perfetta, ma per l'utilizzo che viene fatto a livello giornalistico sì, perché il populismo rischia di diventare, no, un giudizio che chiude tutto, mentre invece dovrebbe essere molto importante andare a vedere cosa c'è sotto, cosa alimenta quel tipo di domande lì, quali inquietudini ci sono sotto, perché se tu, almeno se tu affronti quelle domande hai la speranza di poter dare una risposta. Questo mi sembra un aspetto molto interessante. Credo anche qui che no, sia molto importante anche per il PD, per il centro-sinistra, pensare molto bene a cosa vogliono essere, la propria identità, come comunicarla, la comunicazione sostanziale. Possiamo fare i seminari più belli del mondo, ma se non riportiamo in giro gli argomenti in tutte le, come diceva Berlinguer, strada per strada, casa per casa, fabbrica per fabbrica, eccetera, insomma il risultato sarà limitato, perché poi l'importante è ovviamente che le idee girino senza aver paura di confrontarsi con gli altri, di allearsi. Do un'ultima cosa sulla quale chiudo. Il mio caro amico lavora nello staff di Giorgia Meloni e loro hanno considerato la partita vinta il giorno in cui era chiaro che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non si sarebbero presentati alle elezioni insieme. Hanno detto va bene, la campagna elettorale per noi è finita, non dobbiamo più dire nulla, l'unica cosa adesso ci dedichiamo non alla competizione elettorale, quella è vinta, solo a costruire il messaggio, l'immagine presidenziale di Giorgia Meloni. Cioè, parliamo all'estero, parliamo appunto dal punto di vista di una che ha già vinto le elezioni. Nel senso, nella condizione attuale nessun partito può farcela da solo, chiaramente deve allearsi, deve essere pronto a allearsi in maniera spregiudicata. Questo risulta più affrontabile, io credo, se dall'inizio si sa in un certo modo chi si è, che cosa si vuol fare, cosa si è disposti a mettere in gioco quando ci si incontra con gli altri. Mi fermo qui perché non voglio appunto parlare, vi ringrazio ancora della vostra gentilezza di avermi ascoltato e passo la parola a persone più preparate di me, perché Matteo appunto parlerà di dati empirici più hard. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito e grazie di poter condividere anche con voi queste riflessioni e aver condiviso con voi le riflessioni di questa mattina. Cercherò di analizzare il conflitto politico in Veneto basandomi sui risultati elettorali dal 1970 al 2020 alle elezioni regionali. Come griglia di interpretazione userò quella della cleavage politics, come si dice in scienza politica, cioè analizzando le linee di frattura che hanno caratterizzato il conflitto e la composizione dei partiti attorno a queste linee di frattura. Ho individuato tre periodi fondamentalmente che hanno caratterizzato tre tipi di partiti o coalizioni e tre tipi di conflitto molto diversi tra loro, anche se poi i nomi sono quasi simili. Il primo periodo è quello che stiamo vedendo. È quasi assurdo parlare di conflitto quando c'era un partito, la Democrazia Cristiana, che aveva quasi costantemente più del 50% dei voti, mentre il primo competitor, il Partito Comunista Italiano, è arrivato al massimo al 22,8% alle regionali del 1975. Ecco, in questo periodo i due conflitti che caratterizzavano lo Stato italiano erano il conflitto Stato-Chiesa, che generava la Democrazia Cristiana per l'appunto, e il conflitto capitale-lavoro che generava il Partito Comunista Italiano. In Veneto, ovviamente, la Democrazia Cristiana era il partito predominante perché era la terra della subcultura bianca, quindi di una popolazione credente, con alti tassi di partecipazione alla vita della Chiesa cattolica,
e riusciva ad assorbire il conflitto centro-periferia. Cosa vuol dire? Non che non fosse una cosa importante, ma che era la Democrazia Cristiana ad interpretarlo fino ad un certo momento. Ha detto prima il professore Magisti, 1983. Vediamo appunto che dal 1985 in poi la Democrazia Cristiana comincia a perdere consenso, perdendo quasi 4 punti percentuali ad ogni elezione regionale. Non sembrano tanti nelle elezioni di oggi, all'epoca erano tantissimi. Il secondo periodo è caratterizzato dalla competizione tra coalizioni, fondamentalmente, non tra partiti politici singoli, e è figlio del reset di cui parlava prima il professore Magisti. 1989 crolla il muro di Berlino, cade la ragione d'essere di esistere del Partito Comunista anche in Italia. 1992 una serie di inchieste portano allo scandalo di Tangentopoli, che va a sradicare completamente l'esistenza dei partiti come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano. Nascono i partiti che anche io ho conosciuto, diciamo, dal PDS a sinistra a Forza Italia nel centro-destra. Quali erano le linee di frattura che hanno caratterizzato questo periodo, che noi abbiamo fatto proseguire fino al 2020, ma in realtà potremmo anche fermarci al 2010, perché dal 2010 in poi nasce un altro tipo di conflitto politico. La prima era centro-periferia. La Lega era già nata, esisteva già, però dal 94 in poi comincia ad avere un peso importante sia all'interno del Parlamento sia all'interno dei governi che si andavano a comporre. E ovviamente c'erano i partiti che erano contro quella visione, quindi partiti che tenevano più allo Stato centrale. Dall'altra parte il capitale lavoro. C'era ancora un conflitto, seppur meno importante rispetto al primo periodo, tra chi aveva una visione, un tipo di visione del mondo e chi ne aveva un'altra. E l'ultimo, permettetemi di dirlo, anche il berlusconismo contro l'antiberlusconismo. Berlusconi riusciva a rappresentare un certo modo di vivere e di intendere la vita. E ovviamente c'era chi era d'accordo con quel tipo di visione e c'era chi era contrario. Le coalizioni mantengono più o meno le stesse percentuali che aveva la Democrazia Cristiana, circa il 50%, tranne la prima volta, nel 1995, quando la Lega non era alleata con la Democrazia Cristiana, ed effettivamente vedete che la terza coalizione ha superato il centro-sinistra in Veneto. Terzo periodo, lo mettiamo qui sui partiti giusto per capire, per darle una dimensione di questa cosa. Allora, se il processo generativo che ha portato poi alla nascita dei partiti della cosiddetta Seconda Repubblica era la caduta del muro di Berlino e quindi anche il venir meno della necessità di avere la Democrazia Cristiana, il venir meno della necessità di avere un partito che doveva tutelare assolutamente l'istituzione democratica, ecco, il terzo periodo comincia con la crisi economica del 2010. Ho sentito dire dalla sala il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è figlio della crisi economica. L'esplosione del Movimento 5 Stelle è figlia della crisi economica. Ma prima dobbiamo analizzare una serie di cose che sono successe. Abbiamo detto cade il muro di Berlino, ma contestualmente inizia quel processo che secondo me è irrefrenabile, che è la globalizzazione. Viene meno quel concetto della necessità dell'esistenza dello Stato, ne abbiamo già parlato questa mattina, e viene in un certo senso assorbito, soprattutto dalla mia generazione, diciamo che quella di 30 e 40 anni, l'idea che il confine è il mondo. Ma proprio perché il confine è il mondo, quando succede qualcosa di male da qualche parte del mondo ce lo troviamo anche a casa. Crisi economica del 2010, era partita negli Stati Uniti nel 2008, è arrivata nell'est Europa nel 2012, quindi non è mai un fenomeno che comincia una mattina e dice beh, oggi faccio scoppiare una crisi economica globale. No, parte da una parte e si espande tutto il mondo. Seconda crisi globale che abbiamo conosciuto tutti quanti, 2019, anzi 2020. Una persona, permettetemi una battuta, stava mangiando una zuppa di pipistrello tranquillamente nella lontana Cina e dopo 2 mesi tutti siamo rimasti chiusi in casa. Tra l'altro mettendo in dubbio quella che è la nostra libertà che era acquisita. E abbiamo avuto un conflitto
in quel periodo, che era la salute pubblica contro la libertà individuale. Un conflitto che ha generato ulteriormente una linea di frattura, diciamo un conflitto all'interno del sistema politico italiano. I no Green Pass, i no Vax rappresentano comunque una questione di popolazione. E da questo processo generativo che è la globalizzazione nasce una linea di frattura, che è quella tra i vincitori e i vinti della globalizzazione. Quali sono i posti in palio di questa linea di frattura? Le politiche economiche di tutela o di apertura nei confronti dei mercati internazionali e dall'altra parte di controllo delle frontiere. Quindi quando pensiamo alla linea pro o anti-immigrazione, quando pensiamo all'apertura nei confronti magari del mercato libero internazionale, delle istituzioni europee, dobbiamo pensare a questo tipo di frattura. E se guardiamo i partiti che si sono collocati nella linea vinti dalla globalizzazione sono quelli che stanno vincendo le elezioni in questo periodo. Cambiano nome, è vero, cambiano formazione, chissà se quelli che oggi definiamo possibili alleati per il Partito Democratico un giorno saranno possibili alleati per il Partito Democratico. Magari si metteranno d'accordo, ci hanno provato nel 2018, Lega e Movimento 5 Stelle. E anche in Veneto questo partito, questa linea di frattura è importante. 2013 il primo partito è il Movimento 5 Stelle, 2018 il primo partito è il Movimento 5 Stelle, 2019 elezioni europee la Lega di Salvini, no è vero, scusate, 2019 Lega, il primo partito alle elezioni europee. C'è però un momento di pausa in questa crescita esponenziale dei partiti che si collocano nella linea dei vinti dalla globalizzazione, e sono le elezioni regionali. 2015 il primo partito non è la Lega Nord, è la lista Zaia. 2020 non è la Lega Nord il primo partito, non è Fratelli d'Italia il primo partito, è la lista Zaia, che aumenta più del doppio in consensi rispetto alla tornata elettorale precedente. Cosa vuol dire questo? Che in realtà c'è ancora una linea di frattura che è sentita qui in Veneto, che è quella centro-periferia, intesa come tradizionalmente si intende quella linea di frattura. E allora, qual è stata la capacità di Luca Zaia? Quella di unire queste due fratture, i vinti della globalizzazione con la frattura centro-periferia. E questo perché ci è riuscito così bene? Se arriva al 76%, vuol dire che ci è riuscito molto bene. Ci riesce perché mancava un avversario che fosse in grado di dare una proposta alternativa alla visione del mondo che garantiva o la Lega o Luca Zaia. Io ho finito e torno alla Grazie, ringrazio anch'io molto per l'invito e per la possibilità di condividere alcune riflessioni. Le mie di fatto accompagnano quanto è stato detto da Marco Magisti e da Matteo Zanellato, cercando in qualche misura di sintetizzare quelli che sono gli elementi che hanno portato all'emergere e poi al dispiegarsi di un successo di soggetti che non sono i soggetti tradizionali che sono stati già ricordati da Matteo Zanellato, quelli che si definiscono come soggetti populisti o dovrebbero essere definiti ancora meglio neopopulisti, perché non hanno nulla a che vedere con i populismi della seconda metà dell'Ottocento. Il punto è che i nuovi fenomeni, che non sono soltanto partitici ma sono anche dei movimenti sociali che chiamiamo dal punto di vista scientifico come fenomeni neopopulisti, si costruiscono a partire dalle crisi che sono state molto bene rievocate da Marco Magisti e da Matteo Zanellato. Ricordiamole brevemente perché è importante fissarle bene in mente. La prima è la crisi politica, che è una crisi di lunga durata, che è una crisi che sì, diventa sempre più evidente dopo l'89, ma come ricordava Marco Magisti, anche e soprattutto in Veneto presenta già dei sintomi all'inizio degli anni '80, cioè abbiamo
quel contrarsi del legame di fiducia da parte dei cittadini e delle cittadine nei confronti delle istituzioni che determinano un allontanamento delle figure tradizionali della politica, dei partiti, dei sindacati dalla capacità di interpretare i bisogni dei cittadini. Quindi la crisi politica è la prima, la crisi economica arriva un po' dopo, nella seconda metà degli anni 2000, la crisi culturale che è collegata sì alla globalizzazione, ma è collegata soprattutto a una sorta di smarrimento che dipende anche da un cambiamento radicale che è avvenuto sul territorio italiano veneto negli ultimi 20 anni, che riguarda l'immigrazione. È stato ricordato questa mattina il Veneto e altre regioni italiane in particolare, da regioni che vedevano scappare delle persone che cercavano di trovare opportunità di lavoro altrove, diventano dei luoghi di immigrazione, e questo è un elemento che è stato rilevato e sottolineato a più riprese, ma su cui forse a volte non si è riflettuta a sufficienza, per poi andare verso una pars construens che non fosse soltanto quella di un localismo antistatalista senza via d'uscita, ma che fosse qualcosa di diverso. Quindi crisi politica, crisi economica e crisi culturale. Qual è l'esito? Qual è la conseguenza dell'emergere di queste crisi? Tralasciamo la crisi sanitaria perché è un po' più complessa e secondo me nel medio periodo ci accorgeremo che forse è meno rilevante delle altre. La conseguenza è stata l'emergere di un fenomeno che scientificamente dobbiamo definire come neopopulista. Perché è importante definirlo bene e essere certi di intendersi sul termine? L'ha ricordato Marco Magisti. Molto spesso nel lessico comune, nel dibattito pubblico, appena emerge una critica, che non è una critica al sistema, ma è una critica anche eventualmente ben fondata, che muove da bisogni, esigenze della popolazione, del territorio, si è tentati di dire che se quella critica si traduce poi in una proposta politica semplice è populista. E quindi che cosa accade? Accade questa operazione quasi alchemica per cui qualsiasi crisi o qualsiasi elemento di crisi, se si trova una risposta che è eccessivamente semplice, si dice quella è una via d'uscita troppo semplice, è populista, non la consideriamo neanche. Questo è l'errore, a mio avviso, più grande che sia stato fatto non solo ed esclusivamente dal PD e da alcune persone del PD, non tutto il partito naturalmente l'ha fatto, ma che è stato fatto un po' dall'establishment. Qual è l'establishment? L'establishment è quell'insieme di partiti e di persone che hanno fatto politica prima che queste crisi ci investissero con tutta la loro forza, perché è innegabile che una lunga crisi politica, una lunga crisi economica ed una ormai lunga crisi culturale identitaria che è collegata all'immigrazione o che può essere collegata all'immigrazione hanno un effetto che può essere devastante. Allora, il primo invito è: prendiamo sul serio le cause del fenomeno neopopulista, definendo il fenomeno neopopulista come una risposta tra le altre, perché noi potremmo dire quella è una risposta sbagliata, la criminalizziamo e la chiudiamo lì. Il modo migliore per essere ancora perdenti per i prossimi 30 anni dal mio punto di vista. Qual è allora la via d'uscita? Per non chiudere in modo negativo, ma al contrario, chiudere in modo propositivo, è prendere sul serio il successo neopopulista e cercare, come dire, di clonarlo, non traducendo tutto ciò che oggi definiamo come populista impopolare, perché questo è stato fatto anche un riferimento all'inizio della giornata di oggi. È importantissimo distinguere tra popolare e populista, però il problema è che poi nel lessico comune spesso ciò che è popolare viene tradotto in populista, allora facciamo confusione. Allora, per evitare di fare confusione, leggiamo non le cause ma gli indicatori del successo neopopulista. Primo indicatore, sono 3 e poi chiudo. Primo indicatore importante è quello relativo ad una semplificazione del messaggio, che, attenzione, certamente può essere criticato, ma è anche qualcosa che viene richiesto oggi sempre di più dall'elettorato. La semplificazione non vuol dire ricette semplici, ma vuol dire farsi capire, vuol dire essere in grado di tradurre la complessità dei programmi elettorali che un tempo erano 300 pagine, 500 pagine, 120 pagine, e a sinistra, come sappiamo, siamo bravissimi
nel scrivere programmi straordinari che poi però si faticano a capire, e si cade poi appunto nella sindrome di Fantozzi, come la chiamo quando parlo di queste cose a lezione, che è perso tra i programmi e non capisce nulla. Allora questa semplificazione, che è una semplificazione che può essere criticata, ma deve essere compresa nei suoi elementi potenziali di successo, e quindi la semplificazione popolo versus elite, perché questa è l'anima della definizione del neopopulismo oggi, non va scimmiottata ma va compresa. Allora, se l'elite, o meglio il nemico scientificamente parlando, perché poi torniamo alla categoria amico-nemico, se il nemico non viene ben definito e se il soggetto, cioè noi, non viene definito adeguatamente, il rischio è che qualcun altro riuscirà sempre, attraverso questo rapporto amico-nemico, popolo-elite, a vincere, perché troverà sempre una definizione adeguata di elite, anche, attenzione, questo è molto importante che lo notare, anche quando si è al governo, perché fino a pochi anni fa tutti gli studi sul neopopulismo studiavano i partiti che non andavano al governo. Adesso la situazione sta cambiando, ed è cambiata in Italia più che altrove, per cui è particolarmente interessante. Allora, primo elemento, capiamo la natura di questa semplificazione e cerchiamo di ragionare in termini di altre possibili semplificazioni che però non azzerino la complessità, ma che facciano della complessità qualcosa che può essere poi tradotto in modo comprensibile. Secondo elemento importante, la strategia comunicativa, che non è collegata esclusivamente alla semplice ideologia, ma è qualcosa, è una narrazione appunto, una narrazione che nel mondo neopopulista ha una sorta di evoluzione che passa attraverso tre fasi. La prima fase è quella di dire siamo in crisi, non a caso le crisi sono fondamentali per comprendere il successo neopopulista. E quindi la prima constatazione è vi è una crisi. Qual è la seconda fase? Bisogna agire con emergenza, chiarissimo, semplice, tutti lo capiscono. Il terzo momento che conclude questa evoluzione comunicativa è io sono qui per voi, cioè il leader populista o la leader populista, sono qui a risolvere il vostro problema. Allora questa strategia comunicativa, ancora una volta, non va scimmiottata, però va compresa, perché è indispensabile riuscire a identificare per cosa si è a favore, per cosa si è contro, senza drammatizzare eccessivamente le cose, ma come sappiamo bene la politica non fa altro che cercare di enfatizzare gli elementi di conflitto, altrimenti i partiti su cosa nascono, le linee di conflitto di cui abbiamo parlato, questo è normale ed è giusto che sia, perché ci sono delle preferenze che muovono a partire da conflitti. Ecco, ma questi conflitti devono essere esplicitati e devono essere chiariti. E a quel punto il terzo momento, la terza fase, non sarà soltanto un leader o una leader, ma potrebbe essere appunto un leader o una leader di una comunità di persone, qual è quella qui rappresentata, che condivide la comprensione della crisi, condivide la necessità di fare qualcosa e si mette a disposizione della comunità politica per risolvere i problemi. Niente di nuovo, ma capite, spero, la differenza rispetto a quello che a volte, se non spesso, è stato fatto a sinistra. Terzo ed ultimo elemento, che è quello più complicato, che riguarda proprio la leadership organizzativa. E cioè, se noi osserviamo da vicino i partiti neopopulisti, ci accorgiamo non solo che sfruttano le crisi e che hanno un'ideologia molto sottile, come si dice in gergo, cioè molto limitata, non solo che sono capaci di sviluppare delle strategie comunicative di un certo tipo, ma perché il partito è la persona, il partito è il leader o una leader. Su questo è evidente che ci possono essere scelte diverse, ed è anche evidente che a volte, io vengo da Milano, in questi giorni, come sapete, si è giocata una partita relativamente ad una candidatura, è stata identificata una candidatura per il PD, che è una candidatura di un amico di vecchia data, quindi non posso che essere contento dal punto di vista personale. Qual è però il limite di questa operazione? È che, nonostante i tempi non abbiano aiutato, partire dalla persona può essere comunque un problema per un certo tipo di mondo politico che è qui rappresentato, ed è anche comprensibile che sia così, perché nelle varie anime che compongono il mondo politico qui rappresentato noi avevamo un partito e un partito prima dei candidati dei leader. Su questo si sono fatti
come dire, passi avanti ma anche passi indietro nel corso degli ultimi 10 anni, perché si pensava, o almeno questa è la mia interpretazione, che il modo migliore per rincorrere i neopopulisti fosse semplicemente essere leader e farsi vedere come gli unici responsabili di un'attività di partito. Ecco, questo va superato, non perché la leadership non sia importante, ma perché la leadership deve avere non i piedi di argilla, ma deve avere i piedi ben piantati a terra. E questa terra da cosa è rappresentata? È rappresentata dalla base. In questo senso è una leadership molto più forte. Ci piaccia o non ci piaccia, la Meloni è una leader molto forte perché ha una base che è molto più solida del Movimento 5 Stelle, se l'è costruita nel tempo, ma è altrettanto vero che può essere anche piuttosto fragile perché è cresciuta enormemente in poco tempo. Allora, per concludere davvero, se questi 3 elementi vengono ben compresi, di certo il lavoro non è facile. Ribaltare il successo, soprattutto in Veneto, di partiti che sono stati anche molto bravi a vario titolo, in vario modo, a posizionarsi in modo nuovo rispetto alla politica locale. Però è una strada che a mio avviso può consentire di imparare per superare, cioè imparare dai neopopulisti per superare un certo tipo di neopopulismo. Chiudo con un esempio. In Spagna oggi abbiamo un governo che è un governo che presenta delle caratteristiche che tengono insieme anche elementi neopopulisti inclusivi, quali quelli residui ormai di Podemos, per farvi solo un esempio. Quindi è possibile anche andare al governo con progetti che hanno delle caratteristiche di questo tipo. L'importante è riuscire a parlare quel tipo di linguaggio senza appunto snobismi che a volte troviamo ancora molto spesso nel dire sono persone lontane dal mio mondo perché sono populiste. Il mio invito è quello di considerare seriamente non solo le ragioni del successo ma anche le modalità con cui questi partiti hanno ottenuto il successo che hanno ottenuto, perché l'hanno ottenuto facendo politica e non è cosa da poco. Grazie.